Buongiorno da Rosolina, siamo a Villaggio Norge. Cos'è Villaggio Norge? È un villaggio costruito nel 51 per l'alluvione appunto che ha devastato il Polesine in quegli anni, e la Norvegia aveva appunto donato questo villaggio. Siamo davanti a un'ex scuola che adesso non è usata, però c'è un murale straordinario, work in progress, perché fa parte del festival itinerante della street art. E adesso andiamo ad ascoltare anche la curatrice di questi festival, Melania Ruggini, con l'artista che ha fatto questo straordinario murales. Nona edizione del Festival itinerante del Tarte. Quest'anno memoria collettiva è la tematica, perché ogni anno c'è una tematica per cui gli artisti sono invitati a partecipare. La tematica di quest'anno è legata proprio alle comunità locali, e quindi o ai personaggi o agli eventi che hanno fatto la storia di queste comunità, e in particolare a Villaggio Norge c'è stata una storia di grande solidarietà, per cui Rame 13 è stata invitata proprio perché le è piaciuto molto anche questa esperienza, e quindi vuoi un po' raccontarci il murales? Allora, io non conoscevo questo posto, questo villaggio non c'ero mai stata. Io mi occupo di murales, di street art, di tatuo pure, e con la mia crew, l'EDF Crew, portiamo avanti progetti di arte sociale. Quindi diciamo che il mio operato, come quello del mio collettivo artistico, e in generale la mia filosofia di vita, è creare qualcosa che si integri con il posto e soprattutto che possa portare un messaggio positivo e che riqualifichi il posto in cui intervengo, quindi che abbia un senso, ecco. Quindi quando sono stata chiamata da Melania, da Delta Arte, mi ha fatto molto piacere partecipare a questo progetto, perché sono venuta a conoscenza della storia triste comunque di quell'evento del 1951 e sono rimasta colpita, io non lo sapevo, dal fatto che la Norvegia, già insomma parecchi anni fa, abbia investito forze, risorse e fondi per ricostruire questo villaggio. Quindi è un atto di umanità, di solidarietà, che credo che sia importante ricordare, soprattutto la memoria, non bisogna mai dimenticare il passato. A, per non cadere nei soliti errori, B, per sperare di fare meglio, e se qualcosa è stato fatto bene, ecco, di riproporlo. E in un momento come questo, dove tutti stiamo soffrendo, più chi meno, cioè siamo un po' tutti esausti, secondo me è importante sottolineare che stando vicini, stando insieme, unendo le forze, si può creare qualcosa di migliore. Con Alessio Martinello, presidente del Motoclub Rosolina, ma soprattutto uno dei protagonisti dell'associazionismo qua a Rosolina. Anche quest'anno tu hai contribuito e collaborato per la buona riuscita di questa opera, e quindi quanto è importante un'associazione come la vostra inserita nel tessuto sociale di Rosolina? Ma è molto importante. Noi, Motoclub Rosolina Mare, cosa dice? Dice moto, no? Invece così ci siamo spostati su un'altra realtà, che sinceramente è una cosa che mi ha fatto molto piacere, e anche a quei pochi che hanno collaborato per questioni di tempo, perché essendo giorni di lavoro non è che tutti sono disponibili a fare questo. Sono stato molto contenti di essere stati partecipi a questo evento, a questa cosa, insomma. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 25 aprile, domenica, alle ore 11 qui davanti. Ciao a tutti! Ciao!